Piogge eccezionali nel centro-ponente della Liguria, tantissima acqua in poco tempo che ha causato alcuni danni soprattutto nella zona del Finalese. 223 mm a Calice Ligure, 156 a Petra Ligure e 150 fino al Borgo. Quantità d'acqua che sono cadute in poco tempo causando allagamenti in diverse zone, oltre ad alcuni smottamenti. In Valpora il torrente esondato all'altezza della zona industriale. Questa massa d'acqua violenta ha determinato l'esondazione del torrente Pora dalla zona industriale di Perti e quindi l'acqua è scesa lungo via Calice andando a interessare soprattutto la sponda sinistra del torrente, ha determinato la caduta di una passerella che è finita in acqua, addirittura due auto sono state inghiottite dalle acque e marginalmente la zona di Finalborgo. I danni più rilevanti nella zona di Finale sono il cedimento dell'argine del torrente Pora in due punti, gli allagamenti di molti fondi a fino al borgo in cui l'acqua è stata aspirata via e il fango spalato. Le fasi di bonifica sono ancora in corso. Sicuramente è un territorio che è rimasto ferito da questa vicenda, da questa volumetria d'acqua che si è abbattuta. Oggi continuano le opere di bonifica, in particolare svuotamento di magazzini allagati, pulizia delle strade. Da ieri sera sono operativi i volontari della colonna mobile della protezione civile. Non si segnalano sfollati o nuclei abitati isolati. Direi che il lavoro da fare ora è quello di supportare le amministrazioni comunali nelle valutazioni legate alle somme urgenze e alle prime emergenze. Non abbiamo sfollati, non abbiamo isolati, che questo è ovviamente un dato di protezione civile molto significativo, soprattutto non abbiamo nessuno che si è fatto male. Quindi dovremo fare questa computa sperando che il tempo ci aiuti anche nei prossimi giorni. Giovedì sono in programma nuovi sopralluoghi dei tecnici di Regione Liguria, salvo nuovi danni da maltempo, gli interventi di mitigazione del rischio e ripristino necessari saranno finanziati con fondi regionali.